3 mesi dopo l'intervista al Rettor Maggiore e a Don Ivo Coelho, consigliere generale per la formazione, che ci ha introdotto a animazione e governo della comunità il servizio del direttore salesiano. E in arrivo un altro video intervista, a cui si accompagneranno altri sussidi per la comunità. Ad introdurci alla prima parte sulla identità salesiana consacrata saranno Don Stefano Martoglio, vicario del Rettor Maggiore, e Don Ivo, consigliere generale per la formazione. E lo faranno da questo luogo, ora cappella, che è la stanza dove Don Bosco ha scritto la lettera da Roma del 1884. La parola identità può far pensare a qualcosa di riflessivo o piuttosto teorico. Vedremo invece che è la porta per entrare dentro la missione, fra i giovani e la gente. E quando siamo comunità, che diventiamo presenza viva di Don Bosco. In particolare il salesiano coadiutore e il salesiano prete, nel loro vivere e lavorare insieme, sono come il volto di Don Bosco oggi, là dove siamo presenti. È il nostro modo di essere Chiesa e di esserlo oltre i confini, nelle periferie più lontane. L'identità consacrata salesiana studia di farti amare. Non è un documento lungo o complesso. Sono una trentina di pagine che ci permettono di riscoprire la bellezza delle vocazioni che ciascuno di noi ha ricevuto e che insieme viviamo. Troviamo il tempo nei prossimi 3 mesi, personalmente e come comunità, per leggere, riflettere, condividere, facendo tesoro di questo dono che raggiunge ogni confratello, ogni comunità e ci unisce come salesiani di Don Bosco. E ci aiuta a diventare sempre più come Don Bosco ci ha voluti e ci vuole.